La Regione Veneto boccia la richiesta delle minoranze di assegnare 100 milioni di euro per le case di riposo a tutte le strutture che ospitano i nostri anziani. Duro l'intervento del presidente di Uripa, Roberto Volpe, che ha invitato ad alzare il tiro, chiedendo l'impegno non solo della Regione ma anche dello Stato, del governo italiano, che deve tutelare, dice, e garantire il massimo livello agli enti assistenziali per anziani e non autosufficienti, in netto aumento negli ultimi anni. Tra i firmatari dell'emendamento presentato lo scorso settembre anche la consigliera Dem Chiara Luisetto, che specifica come il ruolo di chi amministra non sia quello di bocciare a priori una richiesta solo perché presentata dal gruppo di opposizione. Il problema vero di bocciare gli emendamenti della minoranza quando chiedono di prendere in mano una questione chiave come quella della situazione degli anziani nel nostro territorio è che non si danno risposte alle persone. Non è tanto il non dare risposta alla minoranza, ma il non dare risposte ai tanti cittadini anziani, alle tante famiglie che fanno veramente fatica a pagare queste rette. Manca ancora una riforma delle case di riposo pubbliche e non sostenere le case di riposo pubbliche che hanno dei costi importanti e che vivono la difficoltà di una continuità di servizio significa lasciare sole queste famiglie. Noi crediamo, il gruppo del Partito Democratico, anche con questa mozione ma con gli emendamenti nella fase di bilancio, ha creduto e crede che invece la centralità e la dignità di comunità passi anche da come si tratta la memoria e la prospettiva che i nostri anziani rappresentano.